We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's supernatural tonight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their shoes to keep it tight. Everybody's dancing. Anche per oggi ben ritrovati nel salotto di Chiacchiere e Caffè. Subito in mano carta e penna, segnatevi il nostro indirizzo mail chiacchierecaffè@telechiara.it, importantissimo per tutte le vostre segnalazioni e soprattutto per fare domande ai nostri esperti. Tra parentesi vi ricordo la rubrica L'Avvocato risponde, che è sempre lì a portata di mano. Allora, oggi puntata a cui tenevo molto, essendo io donna, chiacchiere in rosa. Oggi parleremo di pari opportunità e lo faremo con chi davvero ne sa qualcosa, ovvero il presidente della Commissione regionale pari opportunità, Simonetta Tragnago. Buongiorno Simonetta. Buongiorno. Allora, innanzitutto, Commissione regionale pari opportunità. Che cos'è? Un parolone così importante. Parolone grande. E quali obiettivi proprio nel concreto va a perseguire? Noi siamo un organismo di garanzia della Regione del Veneto e è simile a quello che avviene nelle commissioni provinciali e comunali, la nostra azione, che è quella di controllo sulle effettive politiche di pari opportunità dell'organismo dove ci riuniamo. Perché è bello e interessante? Perché possiamo andare a lavorare direttamente sul territorio di tutta la regione e vedere come la nostra regione risponde agli input che la politica può dare. Perché non sempre questi input, ahimè, vengono accolti. C'è tanto lavoro da fare anche tra la gente, tra le persone, per creare maggiore consapevolezza. Quindi siete un po' i garanti dei diritti femminili, se vogliamo dirla in parole semplici. Dei diritti degli uomini e delle donne, a dir la verità, perché molto spesso sono più le donne che subiscono discriminazioni, abusi, vabbè, si può parlare tanto di violenza o altre cose, o discriminazioni nel mondo del lavoro, però qualche volta anche gli uomini. Ecco, di solito sui giornali abbiamo letto in parecchi punti la riforma dell'articolo 51 della Costituzione, il cosiddetto comma rosa dell'articolo 117, ecco, tutti questi numeri, tutte queste cose, stringi, in realtà questi articoli cosa dicono? In parole semplici, perché sono quelle che mi piace usare, è una forma di garanzia ulteriore a favore della rappresentatività delle donne nel mondo della politica. Si sentiva l'esigenza proprio di lavorare anche a livello di Costituzione in modo da garantire una corretta rappresentanza democratica nella vita politica fondamentalmente, sia a livello locale che a livello nazionale. E si è andati a sostituire, cioè a integrare, direi, l'articolo appunto della Costituzione in modo da favorire il percorso delle azioni positive cosiddette, che sono tutte quelle azioni che tendono a favorire la presenza delle donne nel mondo della politica, degli affari, del lavoro, della vita sociale, della vita culturale, ma fondamentalmente della politica. Questo famoso articolo 117 è quello che va a regolare un pochino la legislazione delle regioni soprattutto, perché non tutti sanno che ogni regione ha una legge elettorale particolare per ogni regione, ha la possibilità di legiferare in proprio, in pratica. Ah, quindi diversa, può A essere seconda diversa. della regione ci sono proprio delle leggi elettorali specifiche. E in questi giorni è stato approvato lo statuto regionale da parte del Consiglio, a brevissimo si andrà a lavorare anche sulla legge elettorale regionale del Veneto e io mi auguro e auspico una maggiore attenzione nei confronti delle donne anche nella nostra legge elettorale regionale. Ecco, e questo direi che ce lo auspichiamo tutti, però mi viene spontaneo fare una riflessione, visto che stiamo parlando del problema parità uomo-donna, è un problema ancora molto attuale, mentre magari si pensa, beh, la parità dovrebbe essere un dato ormai acquisito, visti gli anni in cui viviamo. Cosa ne pensi? Allora, È un po' un l'Italia luogo comune da sfatare questo. Ma
c'è tanto lavoro da fare, ripeto. L'Italia è un paese dove ci sono delle leggi fantastiche che garantiscono ogni diritto. Spesso sono anche poco applicate e poco conosciute. Il nostro lavoro è quello di farle conoscere e farle applicare il più possibile. Anche qui si parla tanto appunto di maggiore presenza delle donne nel mondo dell'amministrazione e della politica, ma quali sono effettivamente le azioni che in primis i partiti e dopo anche appunto chi legifera a livello regionale mette in campo per favorire questa presenza? Se si seguissero di più le indicazioni sia a livello nazionale che a livello europeo, allora le cose sarebbero un attimo diverse. Perché ricordiamo, è facile dire sì, mancano le donne in politica, mancano le donne nell'imprenditoria, mancano le donne di Ce qua, ne sono però molte, sa, sì, nell'imprenditoria, sì. più che nella politica. Assolutamente sì. Quindi ancora voi della politica siete un po' delle mosche bianche, insomma. Sì, siamo donne un po' particolari, a volte viste con sospetto perché sembriamo, da chi vede da fuori, un po' delle virago e invece non è assolutamente vero, siamo delle donne normalissime con la vita familiare, il lavoro, i problemi quotidiani, però abbiamo questa passione, direi, che ci anima, per cui invece di andare in palestra andiamo a fare un dibattito, insomma, ecco. Ecco, diciamo delle donne multitasking che mettono Ecco, guardi, è insieme. una definizione perfetta. Ecco, una cosa che mi piace, qui vi svelo un piccolo dietro le quinte. Prima dell'inizio della trasmissione stavamo proprio dialogando insieme su tutti i luoghi comuni che ci sono e Simonetta giustamente diceva, ma quando un uomo fa politica viene visto come uno forte, eccetera. Una donna è già vista con un po' di sospetto. Una rompiscatole, Una cosiddetta. per usare un termine gentile. Sì, esatto. A questo punto, scatta la domanda personale. Abbiamo detto che tante volte, insomma, devi essere multitasking. Qual è il segreto per conciliare tutto? Famiglia, lavoro, passione politica? Come si fa? Avere vicino delle persone che capiscono. Direi che è fondamentale questa cosa, soprattutto da parte della famiglia, perché molto spesso le assenze danno fastidio, perché l'impegno politico, amministrativo, e questo chi fa politica lo sa quanto è impegnativo, ripeto, e porta via tanto tempo della propria vita privata. Però gli affetti, se sono affetti veri, sostengono e capiscono, portano un po' di pazienza, anzi a volte danno anche una mano. I miei figli mi hanno seguito in tutte le mie campagne elettorali, quindi sì? proprio sì. Beh, è bello che condividano questa passione, è anche un modo per educare, voglio dire, si parla Direi tanto di dei sì. giovani che non si Brava, interessano alla politica. brava, invece è proprio la cultura, l'educazione all'impegno anche civile, perché la politica non è la politica degli affari, la politica vera è quella del dono agli altri, della passione, dell'impegno, della condivisione di certi ideali, di certi valori, e vanno trasmessi assolutamente anche alle generazioni, insomma, che ci sono vicine. Ecco, una cosa che mi piace è che prima hai detto, io parlo in termini semplici, a me è venuto spontaneo darti del tu perché Certo, ti assolutamente. poni veramente come una persona normale e non pensi che il segreto forse per avvicinare le persone alla politica sia anche non parlare il cosiddetto politichese, ma cercare proprio di essere alla portata di tutti, perché magari alle volte chi fa politica è visto come là sul piedistallo, lontano da quello che è il paese reale. È un problema di cultura democratica. A volte rifletto mentre guido nei tanti chilometri che faccio ogni settimana e penso che la nostra Italia viva ancora dei retaggi medievali con la signoria e il vassallaggio. E basta, direi che è ora di finirla. Chi ci amministra è una persona come noi e quindi va posta allo stesso livello, logicamente con il rispetto dovuto per il prossimo. Fenomeni non ce ne sono. Ci sono delle persone più o meno intelligenti, più o meno aperte, più o meno sensibili e più o meno capaci anche. Sappiamo benissimo che non tutti, insomma, sono all'altezza a volte del ruolo che coprono. L'importante è saper ascoltare e ascoltare veramente, non solo far finta. Questo direi che è un consiglio veramente importante, chi ha orecchie per intendere, intenda. Cara Simonetta, sai che
Ogni puntata di Chiacchiere e Caffè io riservo sempre ai miei ospiti la domanda cattivella. A questo punto tu proprio me l'hai strappata di bocca. La politica è un ambiente maschilista o no? Sinceramente. Sì. Tanto. Sì, abbastanza, però io non so, vedo gli occhi, cioè con gli occhi del futuro un bel po' di rosa, insomma, che sta arrivando, perché secondo me questo è il momento delle donne, è il momento in cui si ha bisogno di coscienza, di attenzione, di serietà, di competenza e anche di una punta di ottimismo e di forza che ci permetta di guardare avanti con un pensiero anche più attento alle esigenze delle generazioni future. Noi, chi è mamma come me o comunque la donna in generale, porta dentro di sé il seme appunto della maternità, per cui vede con particolare cura quello che è la costruzione del futuro per le prossime generazioni. È una responsabilità grande, perché quello che facciamo oggi non si esaurisce nell'arco della giornata, è Un lavoro parte del lavoro che per ogni il giorno futuro, va costruito per il nostro futuro. che lascerete poi in eredità. Eh sì, direi di sì. Oltretutto tu sei appena stata riconfermata Sì. alla presidenza della commissione, quindi direi un innegabile successo personale, insomma si vede che il tuo operato è stato apprezzato. Quali difficoltà hai incontrato? Nel lavoro passato quello di trovare i meccanismi di comunicazione corretti per parlare di pari opportunità. Fino adesso c'era proprio l'idea che le pari opportunità erano legate a una determinata situazione storica, una determinata condizione personale di prevaricazione e di abusi, mentre invece bisogna fare il salto di qualità. Le pari opportunità sono pari opportunità per tutti, si parla di persone, non vorrei più parlare di uomini e donne, ma di persone che hanno, ripeto, pari dignità, pari diritti, pari doveri. Dobbiamo fare il salto proprio di qualità. Ecco, allora io quest'oggi ti sfrutterò proprio come guida all'interno della Commissione Pari Opportunità, all'interno di che cosa sono le pari opportunità, quali sono i vostri progetti concreti. Prima di farlo però, pochissima pubblicità, voi ricordatevi il nostro indirizzo mail chiacchierecaffè@telechiara.it, è assolutamente vietato cambiare canale. A tra poco. Rieccoci qui nel salotto di Chiacchiere e Caffè, quest'oggi puntata tutta quanta in rosa, stiamo parlando di pari opportunità e lo stiamo facendo con la Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, Simonetta Tregnago. Allora, giustamente abbiamo chiuso il primo blocco dicendo pari opportunità non solo per le donne, ma anche per gli uomini. Tanto più che voi in commissione un unico maschietto c'è, beato tra le donne. Finalmente, finalmente. È stata una bella soddisfazione vedere che finalmente un uomo aveva fatto anche domanda per entrare in commissione regionale. Quindi è lui in minoranza adesso? Sì, lo tuteleremo. Comunque ha dimostrato già competenza e preparazione, quindi direi che è un acquisto molto ben calibrato, sì, valido. Beh, oltretutto, abbiamo ricordato prima, tu sei stata riconfermata alla guida di questa insomma, commissione. Ecco, quali difficoltà hai incontrato? L'abbiamo detto prima, proprio nel modo di... E però quali sono gli input che ti fanno ancora venire voglia di andare avanti? Perché di solito uno dopo un mandato dice mamma mia, ne ho veramente una zuppa, basta. E tu invece prosegui. Quindi significa che hai delle motivazioni molto profonde. Sì, molto profonde perché proprio anche nel lavoro quotidiano queste motivazioni escono. Abbiamo fatto molto nei 4 anni, 5 che hanno preceduto appunto la mia riconferma. Però abbiamo visto che c'è ancora tanto da fare e io ringrazio chi ha voluto riconfermarmi, che è stata la Commissione stessa che mi ha rieletto, perché si è voluto anche dare un segno di continuità a tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. Il nostro impegno si è dedicato soprattutto ai temi del lavoro,
lavoro delle donne, al tema purtroppo molto attuale e sempre presente per noi della violenza alle donne. Il tema della conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro, che direi è una priorità per tutti quanti. Il tema anche della cultura delle donne, della cultura di genere. Tanti aspetti della vita quotidiana che si trasformano e vengono elaborati proprio in una visione di pari opportunità tra uomo e donna. Ecco, io sono andata a sbirciare un po' nel vostro sito internet e solitamente quando uno pensa al concetto pari opportunità vengono in mente le generazioni più giovani. Però ho visto che c'è anche il concetto di pari opportunità per la terza età e questo mi ha molto incuriosito, era una cosa alla quale confesso che non avevo mai pensato. Eppure è un tema presente nei nostri studi, infatti stiamo finendo di realizzare proprio un'indagine su cosa vuol dire essere anziani in Veneto e la differenza tra uomini e donne nella terza età. E le differenze sono molto importanti, molto significative, soprattutto dal punto di vista della salute e del reddito. Le pensioni delle donne sono generalmente molto inferiori rispetto alle pensioni dell'uomo, perché le donne pensionate che stanno godendo appunto di questo periodo di ultima parte della vita purtroppo, generalmente sono donne che hanno dedicato molta parte della propria vita alla famiglia, quindi hanno lavorato un po' meno rispetto al capofamiglia, all'uomo, e sono riuscite ad accumulare un reddito da pensione più basso. Inoltre molto spesso godono della pensione sociale e quindi sappiamo bene insomma gli importi della pensione sociale. Il problema di queste donne è quello proprio spesso di arrivare a fine mese. È molto triste essere anziane, magari sole, e avere anche problemi di reddito. Di sicuro, anche perché per avere, diciamo, quel po' di autonomia non si può assolutamente prescindere dall'autonomia patrimoniale in primis. Esatto, noi cerchiamo di lavorare appunto perché tutti abbiano diritto a una vita dignitosa. Ecco, poi un altro aspetto che mi ha molto incuriosito, sempre sbirciando dal vostro sito, è stato un altro ambito di azione, ovvero le ragazze in Veneto tra scuola e lavoro, quindi proprio questo ponte tra la vita adolescenziale e poi l'ingresso nella vita vera. Sì, è interessante anche perché nell'ambito della scuola la meritocrazia bene o male viene rispettata. Sappiamo bene che le donne che studiano sono generalmente molto più brave dei maschi. Diciamo che in termini... qui siamo tutte donne, il regista non ce ne vorrà, quindi possiamo dircelo. Comunque è vero, insomma i dati sono questi, Sono quelli, quindi. Davanti ai numeri non si può fare niente e quindi generalmente appunto le donne sono molto più brave a scuola. I problemi nascono quando si entra nel mondo del lavoro, perché si entra nel mondo del lavoro nell'età in cui generalmente le ragazze pensano anche a costruire una famiglia. E quindi conciliare appunto una carriera, il lavoro e una vita familiare soddisfacente molto spesso è difficile. Perché abbiamo voluto analizzare questa fase della vita delle nostre ragazze venete e anche straniere? Abbiamo voluto seguire in modo particolare anche questo lato, perché è giusto capire quanto l'ambiente circostante va a influenzare sulle scelte personali di queste ragazze e quindi magari capire come si manifestano certe, non discriminazioni, ma comunque certe anche influenze esterne sia da parte della famiglia che da parte del mondo del lavoro, quanto effettivamente scelgono di lavorare e quante scelgono di continuare a studiare e perché fanno queste scelte. Ecco, questo mi dà l'aggancio per chiederti, cioè, le pari opportunità sì, non possono restare dei concetti solo teorici, vanno poi applicate nella vita vera. Ecco, dalla tua esperienza, qual è la condizione proprio della donna nel mondo del lavoro oggi? Sta vivendo un momento molto difficile. Diciamo che dal 2008, da quando appunto è esplosa questa grande crisi internazionale nel mondo del lavoro, che si nota un progressivo calo delle presenze di donne nel mondo del lavoro stesso. Si è visto subito, sembrava quasi che fossero gli uomini
che perdevano di più il lavoro, soprattutto durante il primo anno. Ma questo perché? Perché ha coinvolto soprattutto determinati settori della produzione. Quando invece a cascata da questi settori particolari di produzione sono andate a coinvolgere anche per esempio tutto il mondo dei servizi, che generalmente vede una maggior presenza di donne impiegate, allora si è capito anche quanto questa crisi generalizzata ha coinvolto il mondo del lavoro femminile. Ecco, quindi una situazione non proprio Non rosa e proprio fiori rose e quella attuale. fiori, e io confido molto nella capacità delle donne anche di reinventarsi un lavoro, un'estrema fantasia, un'estrema capacità di convertire le proprie predisposizioni, capacità nel capire anche quale potrebbe essere un nuovo tipo di lavoro, e anche il coraggio, generalmente il coraggio che accompagna molto spesso le donne e quindi sanno affrontare determinate situazioni con una grande forza. Ecco, sempre nel sito si parla proprio di quali sono i mezzi per combattere la discriminazione. Ho letto, se non sbaglio, di un vero e proprio percorso contro la discriminazione. Per fortuna nella nostra regione riusciamo a parlare tra istituzioni. E presente nella Commissione regionale pari opportunità c'è anche la consigliera di parità regionale, che è Lucia Basso, che è una cara amica. La collaborazione tra commissioni e la rete delle consiglieri di parità sia regionale che provinciali può dare grandi risultati, perché è inutile fare le cose da sole. A noi piace molto fare le cose assieme, unire le nostre forze per un progetto comune. Questo studio è stato fatto in collaborazione con le consigliere di parità provinciali e parla soprattutto di discriminazioni nel mondo del lavoro, ed è stato proprio un approfondimento, un vademecum con delle modalità operative pratiche per le persone che si occupano di discriminazioni nel mondo del lavoro quando si subiscono dei torti nella propria attività. Uno strumento facile, snello, veloce, attento, molto interessante anche nella lettura, che ci ha dato una panoramica di come funziona anche il mondo del lavoro nel Veneto. Ecco, mi viene spontaneo chiederle, prima citava il dialogo tra le istituzioni. Quanto questo è importante? Perché di solito uno ha l'immagine delle istituzioni come qualcosa, stanno sempre là a bisticciare, a litigare, e invece si può dialogare. No, è fondamentale assolutamente, anche perché in questo momento in cui le risorse sono sempre meno, si ha bisogno proprio di ottimizzare l'azione e le risorse per cui si riesce a compiere questa azione. Adesso stiamo cercando proprio di mettere in piedi una rete fissa di relazione tra tutte le commissioni regionali, provinciali, comunali, e ce ne sono tantissime, e ringrazio tutte le persone che si occupano a livello locale di pari opportunità, vi seguiremo tutte, promesso, e appunto la rete delle associazioni, delle istituzioni, le consigliere, gli assessorati, tutto. Abbiamo bisogno di lavorare tutti assieme per uno scopo comune. E dietro a questo lavoro, specie magari a livelli più piccoli come il locale, penso ci sia passione e basta, perché se uno lo fa per un tornaconto economico cambia direttamente professione. Le assicuro che neanch'io lo faccio per un tornaconto economico, perché è veramente ridicolo. Lo si Insomma. fa proprio... Sì, solo per la passione che anima su determinati temi. Ecco, Assolutamente. quello della battaglia contro la discriminazione ovviamente non è un percorso che dall'oggi al domani uno dice oh che bello, ho portato a casa il risultato, si costruisce passo dopo passo, e quindi di sicuro ci saranno dei passi di cui si sente particolarmente orgogliosa, cioè quelle piccole vittorie che ti fanno dire ah che bello. C'è una cosa di cui sono particolarmente orgogliosa, in effetti, di tutta la campagna che abbiamo fatto contro la violenza domestica e la violenza alle donne. Diciamo che come regione sono particolarmente attenta a quello che viene fatto a livello locale. Si cerca di dare rilievo anche alle iniziative delle singole associazioni, delle singole comunità, la messa in rete delle prefetture, la messa in rete dei pronto soccorso. È un grande lavoro che si sta facendo proprio anche grazie alla sensibilità dell'assessore alle pari opportunità della Regione del Veneto, Isi Coppola, che veramente è meritoria di grande rispetto, insomma, ecco. La consapevolezza che abbiamo il diritto di essere rispettate, sempre e comunque.
Non tanto lavoro di comunicazione di facciata, proprio un lavoro sul territorio. Mi piace molto quello che è stato fatto, ecco, molto. C'è tanto ancora da fare, soprattutto sulla cultura del rispetto, assolutamente. Mi piace perché lei dice sempre, però c'è ancora tanto da lavorare, cioè questo sì, perché, voler... sì. Guarda sempre avanti. Diciamo che a me piace guardare il prato verde che c'è oltre il muro. Il prato verde oltre il muro. Beh, questo è, penso, il segreto per avere stimoli, per essere multitasking e per portare a casa la vittoria, Assolutamente, se non sbaglio. assolutamente. Una cosa che non ti ho chiesto, da dove è nata la passione per la politica? Cioè, ti sei svegliato una mattina e hai detto io faccio politica o... Come è nata? Qual è l'iter? Penso che nasca dall'educazione che si riceve in famiglia, dagli esempi dei nostri genitori, da quello che si vive anche nella scuola. La nostra vita, certamente l'indole c'è. L'indole battagliera. Ma la voglia di dire la mia, insomma, ecco, perché io devo sempre stare zitta? Qualche volta sto zitta, però qualche volta mi piace anche parlare. Ecco, e visto che sei anche mamma, proprio in relazione ai tuoi figli, che messaggio cerchi di trasmettere loro? Cioè come li fai approcciare alla politica, che non è sempre facile, proprio perché alle volte c'è chi come te parla e dice pane pane e vino al vino, e c'è chi invece parla al politichese. Io ho cercato di insegnargli a pensare con la propria testa, perché lo ritengo una cosa fondamentale. Io ricordo, i miei figli sono molto grandi, però ricordo i nostri pranzi o le cene in famiglia, oppure anche così, i pomeriggi a guardare la televisione, in cui si ascoltava ma si commentava quello che si ascoltava e ognuno di noi poteva dire la sua ed era ascoltato con pari dignità, sia piccoli che grandi. E secondo me questo è il grande lavoro che va fatto all'interno delle famiglie. Non si può dire a un bambino taci tu perché sei piccolo, non sai niente, oppure al genitore anziano sta zitto perché sei vecchio e non capisci. E ognuno di noi ha il diritto di esprimersi, ha il diritto di avere qualcuno anche che lo ascolta e nella discussione che nasce anche in famiglia si sviluppano le idee e queste idee si trasformano e si applicano nella vita. Poi nella vita concreta. Sì, sì. Ecco, i tuoi figli sono grandi, adesso non so cosa facciano, ma se quando erano piccoli uno ti avesse detto mamma io faccio politica, che cosa gli avresti detto? Va bene? Studia, Studia, studia. studia, studia. Quindi si studia, non è che ci si improvvisa. Diciamo che è un 50%, ci vuole un minimo di preparazione. Quando adesso c'è questa cosa dell'odio contro la casta della politica. Perdonate, io sono piuttosto scettica, insomma, su queste passioni populistiche che non mi piacciono molto. Chi fa politica non si inventa il lavoro da un giorno all'altro, cosiddetto lavoro, come dicono tanti. E ci vuole, io uso spesso il termine passione perché secondo me la passione è una parte fondamentale della nostra vita, però ci vuole preparazione, esperienza, capacità, un mix di tutto quanto. Certamente non tutti ce l'hanno, sono perfettamente consapevole, ma bisogna crearselo anche. Simonetta, io ti ringrazio davvero, ti ho dato del tu perché veramente sei diventata una del mio salotto e anzi ti lancio l'invito. Noi di Chiacchiere Caffè vogliamo tenere la commissione stretta stretta e quindi ti voglio ancora qui mia ospite per aggiornarci di tutti quanti i vostri progressi e di tutte quante le vostre iniziative. È stato davvero un piacere. Grazie, molto gentile e siccome ho anche la fortuna di essere in commissione nazionale al Ministero delle Pari Opportunità, allora abbiamo un collegamento diretto. Avremo proprio un occhio privilegiato. Esatto, grazie. Io invece ringrazio i miei amici da casa, vi ricordo il nostro fondamentale indirizzo mail chiacchierecaffè@telechiara.it e come dico sempre, purtroppo per oggi il tempo delle chiacchiere è finito, è l'ora del caffè e io vi do appuntamento alla prossima, sempre su Telechiara. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody
SML